Solitudine? Depressione? Stress? Il rimedio è a portata di telecomando. Basta una comoda seduta settimanale per ottenere grandi risultati con 1000 voci per la regia di Gianni Turco. E nel tornare qui in studio mi trovate in compagnia di un maestro della musica jazz in Italia e nel mondo, Lino Patruno e gli Hot Stompers. Abbiamo avuto il piacere di avere il maestro e la sua orchestra ospiti qui a Mille Voci nella prima puntata di questa edizione. Abbiamo avuto la fortuna di averli di nuovo nostri ospiti nel corso di questa 19ª edizione. Quindi maestro, la ringrazio tanto di essere tornato qui. Grazie a voi. Abbiamo già svelato che il maestro ha un'età importante e che nonostante questo suona, compone, continua a far musica. E che bisogna Che dovrei fare? Sta a casa... assolutamente no. Tra l'altro io direi però qual è il segreto, lo ripeterei per chi è che se l'è perso, perché il segreto mi è piaciuto moltissimo. Allora, non beve, non fuma, non sono sposato. Questa secondo me è quella che mantiene... Non ho figli e mi piacciono le donne da morire. Quindi mi raccomando, prendete appunti su qual è il segreto per questo. Rimanere giovani. Bene, io la ringrazio tantissimo di essere qui con noi. Vogliamo fare un applauso a questi bravissimi musicisti? Sono straordinari, ci conosciamo da anni e c'è una bravissima cantante. Quindi abbiamo in questa occasione anche, durante la prima puntata abbiamo sentito un brano che era tutto musicale, adesso certo. abbiamo invece il piacere di sentire anche questo brano cantato, quindi siamo molto contenti di questo. Il brano si intitola Some of These Days. Era un brano che portò al successo Bing Crosby negli anni '20, il primo grande cantante della storia del jazz. E noi qui abbiamo il grande maestro della storia del jazz, Lino Patruno e gli Hot Stompers.
Francesca Ciommei, una bravissima cantante di jazz. Grazie. Grazie a Lino Patruno, grazie maestro, grazie agli Hot Stompers, grazie di essere stati qui con noi. E mi raccomando, più jazz e meno rap, che a me proprio non mi piace. Che devo fare? Allora facciamo un appello, più jazz soprattutto più jazz, e meno rap. Grazie a Lino Patruno. Linea al Turco.